Buongiorno a tutti. Sì, grazie. Siamo qui oggi in questo bel incontro promosso dal Dottor Albino, che ringrazio, su un tema che ci sta a cuore, che è un po' al centro del nostro dibattito da molto tempo, e degli eventi drammatici che si sono succeduti proprio in questo scorso mese. Ma il problema non è il cielo, il problema è la terra, perché l'impermeabilizzazione dei suoli è quella che crea, va bene così? Si sente? Questi disastri che producono distruzione dei sistemi idrogeologici, dissesti, perdita di paesaggio, la cosa un po' più drammatica, perdita di vite umane. Eppure si costruisce ancora. Si costruisce nonostante che il consumo di suolo sia raddoppiato in questi ultimi 20 anni. Si costruisce nonostante ci siano 18 miliardi di metri cubi edificati, con una presenza, come sappiamo, di 62 milioni di abitanti in Italia. E siccome il rapporto, diciamo, tradizionale è quello di 100 metri cubi per abitante, si può capire che oltre il raddoppio, diciamo il triplo del fabbisogno. Tutto questo senza che si sia stata risposta al problema della casa. L'emergenza è sempre più grave, le famiglie sfrattate per motivi incolpevoli, quelle che non riescono a pagare un affitto a libero mercato, a queste, nonostante i metri cubi costruiti, non si è dato risposta. Questa è la contraddizione enorme. Almeno questo fosse stato fatto. Non solo, nel Veneto Padova e Treviso sono tra le più cementificate province italiane, rispettivamente con il 23 e il 19% del proprio territorio occupato da superfici edificate, contro una media del 6,7% italiana, quindi è molto, ma ancora di più se lo confrontiamo con il resto del paese. 400.000 case vuote nel Veneto, 7 milioni in tutto il paese, con il 16,6%. Perché questi dati? Per far capire che non ci sarebbe bisogno di costruire ancora, e invece si costruisce, anche se c'è stata una riduzione in questo eccesso di edificazione del 2,2, adesso non sto dando i dati perché bastano le perdite di addetti ai lavori nel settore delle costruzioni, che sono state nel 2014 61.000 addetti. Basta pensare che l'Italia, portato dalla Romania, l'Italia in testa è fra i paesi più in crisi. Perché? Perché sono i paesi che hanno costruito di più, oltre il necessario. Nel Veneto 50.000 addetti hanno perso il lavoro nel settore, e la manifestazione che abbiamo visto, fatta sia contro il governo nazionale che contro quello regionale, dai sindacati, dice: vogliamo una ripresa del settore, una rigenerazione delle aree urbane, ma senza consumo di suolo. Loro stessi, che sono i più diretti interessati a mantenere il posto di lavoro, il senso di civiltà di queste organizzazioni sindacali, mentre altri parlano per la ripresa di altre formule di semplificazione delle procedure. Semplificazione? 5, grazie. Che vuol dire deregulation. Ecco, non raccontiamoci fiabe. Solo la pianificazione può interrompere questo sistema, che dica basta con il consumo di suolo. Neppure un metro quadro di terreno può essere
consumato, può essere impermeabilizzato, perché è questo che produce questi danni gravissimi. E ormai è chiaro il rapporto che c'è fra produzione edilizia e dissesti, ma anche, e qui vorrei puntare un attimo il dito, sul perché noi dobbiamo chiederci perché, nonostante questa sovrapproduzione, si continua a costruire. Ce lo chiediamo? Usciamo da questo convegno dandoci alcune risposte, io ne do alcune, ma altri ne daranno altre, perché è un mercato che non si sa autoregolare, perché c'è normalmente un rapporto fra domanda e offerta di beni e qui non c'è, perché nel settore edile queste regole di mercato non valgono come in tutto il resto. Io do 4 risposte che sono assolutamente insufficienti, perché se fosse questa autoregolamentazione il mercato sarebbe già restato. È come un virus: se noi non troviamo le cause del fenomeno noi non riusciamo a uscirne. La rendita che indirizza i capitali verso speculazioni, distogliendole dalla produzione vera, buona, reale, la ricerca, l'innovazione. Perché? Perché non c'è nulla che faccia avere dei profitti così alti come il cambio di destinazione d'uso di terreni senza opere. E allora è lì, secondo punto, io ho scritto, poi vi darò poi il testo, il riciclaggio del denaro sporco. Anche se non si vende, anche se resta vuoto, ma che ti importa? Ma ci sono 61 miliardi di denaro sporco, illegale, che devono ben andare da qualche parte, frutto di operazioni illegali, e sono quindi il settore delle costruzioni è quello dove questo denaro viene riciclato. Quindi non ha importanza se poi restano vuoti, così come non ha importanza il terzo punto se restano vuoti, perché banche, ipoteche, la costruzione di edifici anche inutilizzati, usati solo garanzia bancaria per l'operazione di credito. E il terzo punto. Il quarto: i comuni urbanizzano per fare cassa. Gli oneri sono una grande complice. I comuni virtuosi sono penalizzati, non possono dare ai cittadini i loro servizi perché non fanno case, ma vi pare che sia possibile questo? Quelli che si comportano meglio sono i penalizzati. Scusa. Allora, leggo 7 sì e 7 no. Sarò brava. Sì agli ecoquartieri per riqualificare le periferie, favorendo l'integrazione sociale e la rigenerazione urbana. Sì ad un premio annuale per i comuni che riducano le superfici impermeabili nel loro territorio. Sì all'uso delle risorse europee destinato non alle infrastrutture ma alle opere di prevenzione, cura, risanamento, messa in sicurezza del territorio e degli edifici anche fuori dal patto di stabilità. Sì a una perequazione virtuosa che nei processi di trasformazione urbana recuperi tutte le aree destinate a standard e PRG che rimangono lì. Si costruisce e si lasciano gli standard. Sia varianti del PRG che eliminino tutte le residue, qui abbiamo anche degli amministratori, tutte le capacità edificatorie in aree libere in tutti i comuni del Veneto, perché solo la buona pianificazione può frenare l'impermeabilizzazione della terra. Sì ad una legge regionale fatta di un articolo unico che blocchi immediatamente l'ulteriore consumo di suolo. Sì ad un piano del verde per aumentare l'ossigenazione dell'aria, la permeabilità del suolo, le funzioni aggregative e sociali, la bellezza delle città, le pratiche di agricoltura biologica nei centri urbani per creare una cintura di contenimento al tessuto edificato che è in espansione e non si vede quando è in confine. No al project finance. No, l'ho messo per primo, guardate, anche se non è un tema generale, divoratore di denaro pubblico e produttore di tangenti. No a piani casa che danno possibilità edificatorie senza regole. No alle grandi opere che sottraggono denaro alla riqualificazione urbana,
alla cura del territorio, alle opere urgenti per la vita e la salute della gente e sono foriere di corruzione, che è quella che è la mina che vaga nel nostro territorio. No al DDL del ministro Lupi, consentitemi anche se nazionale, che affida ai privati, sottraendole agli amministratori locali e ai cittadini le scelte delle trasformazioni urbane, anche se a livello nazionale a questo pericoloso disegno di privatizzazione della città si deve opporre tutta l'Italia. No alla perequazione che inventa aree perequate per divorare terreni ancora liberi, infido strumento per barattare consumo di suolo e metri cubi con la cessione al comune di servizi e aree verdi che già sono verdi, sottraendole all'agricoltura. No alla rendita urbana, che è la matrice dei guasti del territorio. Ci sono strumenti per evitarla, che se applicati frenerebbero la rincorsa al consumo di suolo. Se il differenziale dei valori viene quantificato e restituito alla collettività sotto forma di servizi e di contributo straordinario, perde gran parte dell'interesse economico alle operazioni immobiliari speculative come avviene in altri paesi europei. No, ultimo, alla vendita di case di edilizia residenziale pubblica, in presenza di decine di domande inevase di famiglie che non sono in grado di pagare un affitto a libero mercato o sfruttate per morosità incolpevole, case che vanno date a tutti, cristiani e musulmani, a differenza di quel che dice la Lega. Grazie.